Signore a tutti, benvenuti al nostro culto di anniversario della nostra chiesa. Io voglio invitarti a alzarti in piedi in questo momento. È bello questa sera perché possiamo guardarci intorno, vedere non solo i nostri fratelli e sorelle che vediamo magari ogni sabato, ma questa sera ci sono anche visitanti, ci sono persone che hanno fatto parte della storia di questa chiesa e è un piacere questa sera cultuare Dio, adorare Dio e festeggiare tutti insieme questo nostro compleanno, 19° compleanno. C'è Lorenzo oggi qua insieme a noi, come sono felice quando viene Lorenzo nella nostra chiesa. Hai già salutato la persona vicino a te? Se l'hai già salutata, no, non salutarla adesso, saluta qualcun altro, saluta qualcuno che ancora non hai salutato. E non serve salutare 2 volte la stessa persona. Giusto Giulia? Saluta qualcuno che non hai ancora salutato, dagli un abbraccio. Saluta i visitanti di questa sera. Tutti quanti qua stiamo festeggiando questo compleanno, è il compleanno di tutti quanti noi. Allora cominciamo questa serata nel miglior modo possibile, vivendo, essendo l'essere uni in Cristo. Non ho visto nessuno dare un abbraccio a Gustavo, qualcuno che dà un abbraccio a Gustavo. Junior, dai un abbraccio a Gustavo, dai, non fare il timido. Qualcuno che dà un abbraccio a Marchigno là dietro. Fategli sentire un bel abbraccio qua. Amen. Siamo pronti per lodare il nostro Dio? Sì o no? Con gioia, con forza, con amore. Cominciamo questo nostro compleanno con felicità, perché Dio ci ha portato ad arrivare a questa data, a celebrare questa data, e vogliamo cominciarla con gioia. Per questo faremo una preghiera in questo momento, che sia una preghiera che possa portare allegria ai nostri cuori. Pregate, fatevi tutti quanti facciano un bel sorriso. Preghiamo col sorriso, un sorriso con i denti fuori. Fate un bel sorriso con i denti fuori. Preghiamo col sorriso, che questa preghiera ci porti allegria questa sera. Amen. Signore Gesù, siamo qua, Signore, oggi per lodarti, per adorarti, Signore, per celebrarti per tutto quello che hai fatto in questi 19 anni di storia e ancora di più per ciò che tu farai in mezzo a noi. Sappiamo, Signore, che tu hai promesse, sappiamo, Signore, che tu hai grandi cose da fare in mezzo a noi ancora, a cominciare da questa sera. Per questo oggi noi siamo qua, vogliamo darti ogni nostra lode, ogni nostra adorazione, tutto ciò che tu meriti, Signore, e ti chiediamo solo una cosa: che la tua presenza riempia questo luogo questa sera, che la tua allegria viva nei nostri cuori. Noi ti preghiamo per questo, già ti ringraziamo perché possa essere un culto pieno del tuo spirito. Nel nome di Gesù, Dio, benedici questa chiesa e benedici questo culto. Amen. Gloria a Dio! Tu che respiri, loda il Signore in ogni tempo, loda il Signore. Tu che respiri, loda il Signore in ogni tempo, loda il Signore. Lodo nei monti e nella valle, e con la fiducia o se dubbio, da solo ogni moltitudine, perché la mia lode distrugge le potestà. Finché io respiro, io continuerò a
sovrano sei, hai vinto la morte, l'ha fatto per me. Cristo fedele, sei verità, ti adoro, non c'è nessuno come te, perché tu regni, sovrano sei, hai vinto la morte, l'ha fatto per me. Cristo fedele, sei verità, ti adoro, non c'è nessuno come te. Loda il Signore, anima mia, e Dio grido. Loda il Signore, anima mia, e Dio grido. Loda il Signore, anima mia, e Dio grido. Loda il Signore, anima mia, mi fermerò, il mio vivo è, niente ci separerà. Non mi fermerò, il mio vivo è, niente ci separerà. Non mi fermerò, il mio vivo è, niente ci separerà. Loda il Signore, anima mia. Tu che respiri, loda il Signore, in ogni tempo, loda il Signore. Tu che respiri, Tu che respiri, loda il Signore, loda il Signore, in ogni tempo, in ogni tempo, loda il Signore, loda il tu Signore. che respiri, Tu che respiri, loda il Signore, loda il Signore, in ogni tempo, in ogni tempo, loda il Signore, loda il Signore. tu che respiri, Tu che respiri, loda il Signore, loda il Signore, in ogni tempo, in ogni tempo, loda il Signore, loda il Signore. Alleluia! Allora, dove sono le ragazze con quello che girano? E le nostre sorelle africane, venite qua. Cantiamo ancora una volta Loda il Signore. Ho visto la chiesa molto ferma, ho visto la chiesa senza nessun movimento, e questo non si può. Anche voi siete qua davanti a ballare, quindi Dio vi vede anche voi, anche se siete al buio, Dio vi vede. E quindi dovete ballare anche voi e darvi il vostro meglio. Venite le ragazze con questo e la nostra sorella africana. Amém? Vai lá, loda! Tu che respiri, Loda il Signore, in ogni tempo. loda il Signore. Tu che respiri, Loda il Signore, in ogni tempo. La Chiesa! loda Tu che respiri, loda il Signore, in ogni tempo. Loda il Signore. Tu che respiri, Loda il Signore, in ogni tempo. Loda il Signore. loda il Signore, anima mia. La Chiesa su! Loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima E io grido! mia. E Dio grido, loda il Signore, anima mia. Non mi fermerò, Non mi fermerò, il Dio vivo è, niente ci separerà. non mi fermerò. Non mi fermerò, il Dio vivo è, niente ci separerà. Non mi fermerò, il Dio vivo è, niente ci separerà. Loda! Loda il Signore, anima mia. Tu che respiri, loda il Signore, in ogni tempo. Loda il Signore, tu che respiri, in ogni tempo. Sono la Chiesa! La Chiesa! Tu che respiri! Tu che respiri! Tu che
respiri in ogni tempo, in nada. Aleluia! Vai siete felici? Alleluia! Il nemico non può rubare la tua celebrazione. Il nemico non può rubare la tua celebrazione. Amém? Il nemico non può rubare il tuo giorno di festa. Ci sono giorni che noi scegliamo per festeggiare, ma il nemico cerca di rubare tutti i giorni la nostra celebrazione. Ma lo Spirito Santo di Dio che protegge la nostra mente dice: è giorno di festeggiare, è giorno di celebrare. E non importa quello che è successo oggi, non importa quello che è successo ieri, oggi è un giorno di celebrare. Oggi è un giorno di innalzare la nostra voce al Signore. La nostra Chiesa oggi compie 19 anni. E sono 19 anni di storia. Sono 19 anni in cui Dio ha operato. Sono 19 anni che noi abbiamo visto e veduto il sovrannaturale di Dio. Io so che se tu fai parte di questa chiesa, tu hai visto il sovrannaturale di Dio. Tu hai visto Dio muovere in mezzo a noi. Perché forse tu vuoi il movimento, tu vuoi i salti, le grida, ma forse Dio sta agindo nel silenzio. Forse Dio sta restaurando vita. Forse Dio sta guarendo famiglia. Forse Dio sta liberando persone dalle catene. E è questo il sovrannaturale di Dio per questo tempo. In un tempo in cui Satana incatena le persone, il sovrannaturale di Dio libera. La presenza di Dio libera. In un tempo in cui Satana mette le persone cattive in una prigione, il sovrannaturale di Dio libera. Il sovrannaturale di Dio libera. Il sovrannaturale di Dio. E se tu dici che oggi tu sei qui e non vedi il sovrannaturale di Dio, questo è un peccato. Questo è un peccato. Perché Dio sta salvando vita. Dio sta guarendo persone. Dio sta liberando famiglia. E quindi se tu non stai vedendo il sovrannaturale di Dio, Satana sta rubando la tua celebrazione. E tu dichiarerai: Satana, tu non hai il potere di rubare la mia celebrazione. Perché il muovere di Dio sta succedendo nell'Italia, in questa città, in questa chiesa. Tu puoi alzare la tua mano così? Alza la tua mano. Liberati di ogni peso in questo momento. Liberati di ogni cosa che ti blocca in questo momento. Liberati di ogni cosa che non ti fa lodare in libertà. Liberati di ogni insoddisfazione. La insoddisfazione ruba la tua celebrazione. Il sovrannaturale di Dio è in questo luogo. Tu dicendo, io dicendo: oh no, il sovrannaturale di Dio non dipende dalla mia parola, dalla tua parola. Perché il sovrannaturale di Dio succede quando Lui dice di succedere. E oggi è un giorno che Dio farà grandi cose. E oggi è un giorno che Dio libererà tante famiglie. Perché io so che grandi cose il Signore farà. E grandi cose stanno arrivando. E grandi cose stanno arrivando. E quindi non lasciare che Satana rubi la tua celebrazione. Non lasciate che Satana ti metta insoddisfazione nel tuo cuore. Non lasciate che Satana ti chiuda gli occhi e tu non possa vedere il sovrannaturale di Dio. Perché il sovrannaturale di Dio è in questo luogo. Il sovrannaturale di Dio è in questo luogo. Si sente la tua gloria in mezzo. Si sente la tua gloria in mezzo a noi. Grandi cose stanno arrivando.
dichiari a me, Yahweh. Jireh si manifesterà. Si sente la tua gloria, grandi cose stanno arrivando, il Messiah. Si sente la tua gloria in mezzo a noi, grandi cose stanno arrivando, il Messiah sovrannaturale, Yahweh qui, lui si manifesterà, se lo chiami, lui si manifesterà, se lo cerchi, lui si manifesterà, se lo adori, lui si manifesterà, se lo chiami, lui si manifesterà, se lo cerchi, lui si manifesterà. Lui si manifesterà, se lo chiami, lui si manifesterà, se lo cerchi, lui si manifesterà. Se lo adori, lui si manifesterà, se lo chiami, lui si manifesterà, se lo chiami, lui si manifesterà. Rafa si manifesterà, si manifesterà. Yahweh si manifesterà, Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà, si manifesterà.
manifesterà. Yahweh, Jireh, Rafa, si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. Yahweh, Rafa. Vieni qua, Davi. Elohim, Shai. Adonai si manifesterà. Yahweh, Rafa, Elohim, Shammah, Jireh, avrai si manifesterà. Alleluia. Vieni qua, Rafinha. Yahweh, Alpha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai si manifesterà. Dov'è la Maria? Dov'è la Maria? Vieni qua, Maria. Vieni qua. Yahweh. Yahweh, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai si manifesterà. Tu puoi ministrare su questa generazione. Yahweh. Tramite la loro vita Yahweh si manifesterà. Elohim, Shaddai, Jireh. Adonai si manifesterà. Dai, adesso facciamo una preghiera. Grazie Signore per tutto che ci ha dato per questo mondo, grazie per la nostra salute, grazie per tutto che ci ha dato, anche per il nostro corpo. Grazie per tutto davvero. Amen. 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 Ave. Alpha, Elohim, Jireh, Adonai, si manifesta. Abbiamo un nuovo gruppo di lode, tu puoi dichiarare così, amém? Amém, alleluia. Grazie a Dio, grazie Padre. Alleluia, alleluia. Ringraziamo Dio. Noi abbiamo tanti motivi per ringraziare. E in tutto noi riusciamo a vedere la tua bontà che ci segue giorno dopo giorno. Io ti invito a chiudere i tuoi occhi in questo momento e a ripensare a questo anno che hai vissuto.
Noi come esseri umani magari tendiamo a ricordarci solo le brutte cose, ma in questo momento non ricordarti le brutte cose, anzi lasciale nel passato, lasciale nell'anno che stiamo lasciando indietro e comincia a guardare al nuovo anno, un nuovo anno di opportunità, un nuovo anno di tante cose in nome di Gesù per cui saremo grati, perché il nostro Dio è un Dio fedele e la sua bontà ci seguirà giorno dopo giorno, ovunque andremo, ovunque staremo, la tua bontà ci seguirà, Signore. Mi amo Dio, la tua grazia non fallisce, i miei giorni sono nelle tue mani, dal momento in cui mi alzo, dal momento in cui fino alla sera io canterò. Ti amo Dio, la tua grazia non fallisce, i miei giorni sono nelle tue mani, dal momento in cui mi alzo fino alla sera io canterò la bontà del mio Dio. Sei fedele, sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio dolce voce che mi guida in mezzo al fuoco, nell'oscurità, tua presenza mi conforta, so che sei il mio Padre, il mio amico sei, io vivrò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Dichiara tu sei fedele, Signore. Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Io mi arrendo a te, dono tutto a te, io vivrò solo per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà a te, dono tutto a te, io vivrò solo per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore.
seguirà. Giorno dopo giorno La tua bontà mi seguirà, Signore. sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro. Sapete, quando abbiamo iniziato a cantare questa canzone, il Signore mi ha dato la visione di un albero. Come sono gli alberi in questo tempo là fuori? Sono senza foglie, vero? I rami si sono già seccati, sono caduti tutte le foglie e ormai gli alberi sono spogli. Ed è proprio questo che il Signore parla nella nostra vita. Noi abbiamo stagioni. Noi non siamo sempre fioriti, non siamo sempre pieni di frutti, non siamo sempre verdi. Ci sono stagioni nelle nostre vite e quanto prima noi accettiamo in quale stagione noi siamo, tanto prima noi riusciremo a vedere la bontà di Dio nella nostra vita, in ogni stagione. Sia che tu sia nella stagione di primavera in cui stai iniziando a sbocciare, a dare i frutti, la bontà del Signore è con te. Sia nella stagione in cui stai perdendo le foglie, stai perdendo la speranza, la bontà di Dio è con te. Ci sono stagioni e non importa la stagione in cui sei ora, la bontà di Dio si manifesta nella tua vita. Non importa cosa succede, la sua bontà ci segue giorno dopo giorno. Tua bontà dichiara per la tua vita la tua bontà. Tua bontà mi seguirà. La tua bontà mi seguirà. La tua bontà mi seguirà. Mi seguirà, Signore, la tua bontà mi seguirà, Signore. Sei fedele in ogni tempo, in ogni stagione sei fedele. In ogni tempo tu sei con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele, sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo. In ogni tempo in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Possiamo ringraziare questa fedeltà, questa bontà con un applauso?
Giornata incredibile. Guarda questo cielo, che sole meraviglioso. Benedetto sia il nome del mio Signore. Primo Giovanni 3:1. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo perché questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Grazie Gesù per mi avermi amato così tanto. Tu sei tutto per me. Wow, la partita oggi è stata davvero incredibile. Hai giocato davvero bene, Vinicius. Anch'io penso che Vinicius sia stato il migliore nella partita oggi. Wow, davvero non pensate così? Mi piace molto il calcio. Non so nemmeno cosa farei senza il calcio. Il calcio è tutto per me. Matteus, guarda cosa mia mamma ha comprato per me. Wow, io ho questa casa, però non ho ancora letto. Anch'io voglio questo fumetto. Questo fumetto è davvero bellissimo ed è molto speciale per me. Amica, guarda questa nuova bambola che ho ricevuto dai miei genitori, bellissima, vero? Che carina, adoro le tue bambole, ognuna più bella dell'altra. Davvero, io adoro giocare con te, migliori amiche. Certo, la nostra amicizia è tutto per me. Il calcio è tutto per voi. La lettura è tutto per voi. L'amicizia è tutto nella vita. Forse tutto questo sarà bello, ma non c'è niente di meglio di che avere Gesù nella nostra vita. Gesù è la mia ragione di vivere. Gesù è la nostra ragione di vivere. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir Jesus me tocar e o seu Espírito em mim se moveu como eu. É a minha emoção e o seu amor invade e a alegria fluiu em meu coração. Eu quero mais, muito mais do seu amor. Jesus é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do seu poder. Jesus é a razão do meu viver. Eu quero mais, muito mais do seu amor. Jesus é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do seu poder. Jesus é a razão do meu viver.
Amen. Amen. Che serata meravigliosa questa sera, la presenza del Signore, che teatro meraviglioso, la coreografia, tutto quanto. Dio ci sta facendo passare un bellissimo compleanno questa sera e io credo che tutti quanti noi, oltre ad esserci rallegrati, no, con tutte queste presentazioni, abbiamo potuto sentire la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, no? Possiamo allora fare un altro grande applauso al Signore per quello che sta facendo oggi in mezzo a noi e per tutto ciò che ancora ha in mente per questa serata. Amen. Voglio velocemente presentare i nostri visitanti di questa sera. Come ho detto, oggi ci sono persone che conosciamo, persone che facevano parte, che hanno fatto parte della storia di questa chiesa. Noi abbiamo la famiglia di Marquinhos là, sono molto felice, la famiglia del nostro grande amico Passaia, che non sono venuti da soli, insieme a loro ci sono anche Lais e Asia, che sono lì con loro. Questa sera ci sono anche Gabriel, fratello di Carolina, là dietro, e Micaela, che è amica di Catrine, che è qua, e c'è anche Lorenzo, no? Grande Lorenzo. E c'è anche Ariel. Amen. Cosa può dire la Chiesa a tutti quanti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Per chi ancora non fosse venuto a conoscenza della nostra immersione per donne che faremo nei primi giorni di dicembre, chiedo a Alex se può passare il video dell'immersione per presentarlo. Abbiamo provato a scappare, abbiamo provato a fuggire, abbiamo provato a correre in un'altra direzione. Tutto questo perché non ci sentiamo degni, non troviamo in noi una ragione per essere usati. Le promesse che Dio ci ha fatto sembrano essere troppo grandi per noi, ma arriva un momento in cui non riusciamo più a scappare, perché siamo attratti dal proposito in modo sovrannaturale, così sovrannaturale che non possiamo comprendere o spiegare. Sentiamo una forza che non ci permette di restare fermi, ma che ci muove in direzione al luogo in cui dobbiamo essere e rimanere. Abbiamo sete e abbiamo fame di stare con Lui. E allora cominciamo a correre verso di Lui, cominciamo a correre in direzione a Lui, perché siamo attratti dal suo proposito. Sette, 8 e 9 dicembre, il nostro primo immersione per donne, un tempo di rinnovo, un tempo di guarigione, un tempo di vivere il proposito di Dio per noi. Amen. Ci sono ancora pochissimi posti per iscriversi al nostro immersione. Siamo andati a vedere la casa questa settimana in cui sarà fatto, è veramente una casa bellissima, molto accogliente. Saranno 3 giorni veramente di immersione alla presenza dello Spirito Santo. Aggiungo anche che dopo aver visto la casa abbiamo fatto una riunione con i cuochi che saranno lì per farvi da mangiare a voi donne in questi 3 giorni, e solo per il menù che hanno programmato io andrei a fare questa immersione se fossi in voi. Ma ci sono veramente pochi posti, quindi se ancora non avete prenotato parlate con l'Andrea o
se riuscite parlate con la Gabriella, questa sera non c'è, ma in caso chiedete il suo numero, che stanno organizzando, prendendo tutti i nomi, ma non fatevi scappare questa opportunità, perché sarà veramente un'immersione, saranno veramente 3 giorni alla presenza dello Spirito Santo, qualcosa che magari non avete mai provato e che avrete la possibilità di provare proprio tra poche settimane. Amen. Chiedo un attimo se si possono spegnere le luci, queste qua più che altro queste qua del pulpito, per cortesia, che c'è un altro video da passare. Sicuramente questo è stato un anno pieno di cambiamenti per la nostra Chiesa, dove ci sono stati molti lavori nella ristrutturazione, partendo, come avete visto, dalle sedie, poi abbiamo passato al tetto e anche al pavimento. Abbiamo avuto poi il nostro battesimo annuale, dove ci siamo rallegrati per i nostri fratelli in Cristo che hanno fatto questa importante decisione per la loro vita. Abbiamo anche avuto delle persone che hanno deciso di consegnare la loro vita a Gesù. Abbiamo vissuto momenti fantastici e divertenti insieme ai nostri teens e giovani durante i nostri incontri Fusion. C'è stato il nostro tè delle donne. E tanti momenti indimenticabili durante i nostri incontri in casa. C'è stato tanto calcio con proposito. Abbiamo avuto il nostro primo congresso per le coppie. Abbiamo visto tanti nuovi progetti nascere. E anche nuovi ministeri. E ministeri che sono cresciuti molto. Sì, molto è cambiato, ma se c'è una cosa che non cambia e non cambierà mai, questa è la bontà e la grazia di Dio per noi. Speriamo che qua tu ti senta a casa, tu ti senta in famiglia, ma soprattutto che tu ti senta uno in Cristo insieme a noi. Wow.
Non l'avevo visto, brividi. Bellissimo, mamma mia. Questo è soltanto un po' di ciò che abbiamo vissuto quest'anno, ma penso che questo video racchiuda veramente l'essenza, no, di tutto ciò che siamo, che Dio ha preparato per noi essere, per noi vivere ciò che è stato e ciò che sarà. Quindi veramente gloria a Dio per questo video, no? È stato molto bello, ma gloria a Dio per tutto ciò che ha fatto in quest'anno. Volevo fare anche dei ringraziamenti in questo momento, no? Perché è d'obbligo in questa data fare alcuni ringraziamenti. Sarò molto veloce. Il primo ringraziamento, come abbiamo detto, sicuramente va a Dio, no? Perché senza di Lui non saremo qua, non avremmo potuto fare niente, non avremmo potuto crescere, prosperare. Veramente abbiamo visto chi fa parte della storia di questa chiesa da 19 anni o comunque da più tempo che fate parte, avete visto quanto Dio ha agito in questa chiesa, quante cose Dio ha fatto, come Dio ha fatto prosperare, come Dio ha fatto crescere, come Dio ha fatto in questa chiesa, quanto Dio ha fatto, e tutti voi siete partecipi veramente dell'azione di Dio in mezzo a noi. Ma volevo ringraziare anche persone che sono qua presenti, voglio ringraziare tutte le tesoriere della Chiesa in primo luogo, no? Missionaria Katia, missionaria Giosiane, per tutto il lavoro che sempre fanno. Voglio ringraziare tutti i leader, tutti gli operai della Chiesa che si adoperano, no? per far sì che la Chiesa possa ogni giorno essere una Chiesa forte attraverso le loro preghiere e soprattutto attraverso il loro agire, ma non solamente gli operai con un titolo ministeriale, anche tutti voi che avete fatto qualcosa, che fate qualcosa oggi in chiesa, magari non avete un titolo ministeriale davanti al vostro nome, ma siete sempre presenti donando il vostro cuore per quest'opera, no? Mi vengono in mente tutte le persone là alla regia, ad esempio, che non chiamerò assolutamente a venire sul pulpito, perché la settimana scorsa li ho chiamati, è successo un disastro là, non chiamerò mai più a venire qua. Ho scoperto quella parola che c'è scritta nella Bibbia, che nella nostra lingua c'è potere, no? Nella nostra parola c'è potere. Ho detto, adesso che sono venuti tutti quanti qua, là andrà tutto in tilt, e veramente era andato tutto in tilt. Oggi niente andrà in tilt, andrà perfettamente la live, connessione perfetta, senza perdere nulla. Amen. Amen. Voglio ringraziare tutte le persone che veramente si adoperano in qualsiasi ministero di questa chiesa, dalla cucina, le pulizie, tutte le persone che veramente fanno tutto questo, i nostri costruttori, no? Di tutte le cose che abbiamo fatto quest'anno, le persone che offrono, no? Che fanno offerte alla Chiesa, perché senza le offerte sappiamo che non potremo fare tutto ciò che riusciamo a fare, e per questo motivo un grazie di cuore da parte non solo mia, ma penso da parte di ognuno di voi a ognuno di voi, per tutto ciò che sta facendo in quest'opera. Amen. Volevo fare però un ringraziamento e un omaggio più speciale ad alcune persone della Chiesa. Per questo motivo io vorrei invitare a venire qua con me, se possibile, presbitero Sandro, missionaria Marinei e missionaria Sandra. Non è che perché stiamo facendo questo omaggio a loro stiamo togliendo niente a nessuno di voi, ma solamente volevamo fare un omaggio speciale a queste tre persone che sono uomini e donne di Dio, che hanno fatto tantissimo per la Chiesa in questi anni, che hanno donato il loro tempo, il loro cuore, tutto ciò che avevano di meglio per ognuno di voi, nei loro ministeri di cui sono stati a capo per molti anni. Oggi noi vogliamo ringraziarli per tutto ciò che hanno fatto, missionaria Sandra Marinei per il Ministero delle Donne, e presbitero Sandro per il Ministero degli Uomini, per tutto ciò che hanno fatto in questi lunghi anni. Penso che Sandro è da 5 anni che è leader degli uomini, se non sbaglio. Sandra Marinei da 9 anni, mi hanno detto addirittura, quasi ti hanno doppiato.
e a partire da quest'anno loro si dedicheranno ad altri ministeri, si impegneranno ancora di più nel loro incarico missionario, nel loro incarico di presbiteri della Chiesa, di anziani della Chiesa, e per questo motivo noi volevamo omaggiarli per tutto ciò che hanno fatto per ognuno di noi in questi anni. Amen. Quindi ricevete questo piccolissimo, simbolico omaggio da parte di tutta la Chiesa, che questo seme che avete piantato nei cuori di ognuno di noi in questi anni possa essere un seme che dia molto molto frutto. Amen. Ringrazio a Dio per questo momento, per questa gioia, per questa sorpresa. Ma da quando i pastori hanno annunciato che la nostra Chiesa ha compiuto 19 anni, posso dire a voi che tutto questo giorno eu sto meditando nella parola di Isaia 43. E nostra Chiesa, posso dire che hai passato por tutto questo che c'è scritto nella parola. Se passare pela água, não te afogará. E nós abbiamo passato pela água tanto tempo, perché sono 19 anni che nós stiamo in questa chiesa. Abbiamo passato pelo fogo. A nossa chiesa è stata bruciata, mas nós não siamo neanche um momento bruciato e não siamo neanche um momento ritornati indietro. Abbiamo passato pelo freddo. Penso que c'è sorella qua in questo giorno que quando a gente andava lá na chiesa, uno di noi portava uma coperta perché era freddo, mas neanche questo ha fatto che desistere. Perché tutto questo? Perché dice la parola do Signore che contro la Chiesa o diavolo non c'è potere. E eu posso dire a tutti voi che state arrivando in questo momento in questa Chiesa. Hoje, quando eu sou no chita de casa, e eu dito, Signore, loro possono dire que estão crescendo, estão nascendo em um período de como se diz sempre uma mama, siete nate in una culla d'oro. Siete nate in una culla d'oro. Per favore, non ritornate indietro. Seguite sempre avanti, perché questo nostro Dio è un Dio di potenza. Questo nostro Dio è un Dio che farà grande coisa e sta facendo. Non ritornate indietro. Seguitevi. Insieme nós possiamo seguire insieme. E questa è la mia parola per questa sera, per ognuno di noi. E voglio veramente ringraziare il mio pastore e la mia pastora per questo momento tão gioioso. Quem dá questo per noi? Somente Dio. Grazie. Non sarebbe giusto finire questo momento dei ringraziamenti senza ringraziare John. Vogliamo ringraziare la nostra pastora, dico nostra perché prima di vostra è mia.
per tutti gli insegnamenti, per tutte le esortazioni, per tutta la forza che mi dai in ogni giorno di questa mia camminata cristiana, perché non è soltanto lei che mi ha portato a Cristo, ma ogni giorno è lei che mi fa continuare a avere forza su questa strada, no? E io per primo voglio ringraziarla, ma penso che questo sia un ringraziamento da parte di tutta la Chiesa, perché ciò che voi vedete che lei fa per questa Chiesa, e penso che vedete un sacco di cose che lei fa, perché monta tappeti, no, monta parquet, fa tetti, oltre che fare visite e curare spiritualmente persone e fare tutto ciò che si può fare in questa Chiesa, ma ciò che vedete è tipo un 3% di quello che lei fa per questa Chiesa durante la giornata. Passa tutta la giornata pensando alla Chiesa, progettando cose per la Chiesa. È collerica, no? Perdonatela, quindi... Ma gloria a Dio perché è fatta così, perché se non ci fosse lei non so dove saremmo oggi. Dio ha messo lei in questo posto perché c'era bisogno di lei in questo posto. E come si lascia usare da Dio è proprio il modo in cui Dio vuole usarsi di tutti noi. Se volete avere un esempio oggi su cui basare la vostra camminata cristiana, non avrei nessuna persona migliore da consigliarvi della vostra pastora Andrea. Amen. Quindi volevamo omaggiarla, se fosse possibile. Gianni, grazie. Grazie mille, grazie Chiesa. Io veramente mi sento amata e non mi sono mai sentita da sola in questa nazione, anche se non c'è nessuno della mia famiglia, ma non mi sono mai sentita da sola, perché avevo sempre un fratello, qualcuno con me, che Dio usava per rialzarmi nei momenti più difficili. Quindi grazie perché siete veramente la mia famiglia in questa nazione. Grazie ai pastori che senza nessun regalo, ma c'è sempre. È il nostro pastore, è il mio pastore, che Dio gli ha dato una saggezza e ne conosco poche persone che leggono la Bibbia e che studiano la Bibbia, perché non è un tempo che noi dobbiamo giocarci più e quindi ho tanta fiducia in quello che dice il mio pastore, ho tanta fiducia in quello che lui predica, perché io vedo lui che legge, io vedo lui che studia, io vedo che lui cammina con Dio. Quindi grazie vita, grazie per tutto, per essere il nostro pastore. Amen. Amen. Allora, come sapete, questa sera abbiamo 3 ospiti speciali dal Brasile che però non sono ancora arrivati. Purtroppo i pastori che dovevano essere qua questa sera saranno qua con noi, in nome di Gesù saranno qua con noi, ma hanno cancellato tutti i treni da Venezia a Verona, sono riusciti a prendere solamente un treno dopo le 7 che arriva verso le 9:20. Il nostro diacono Paolo è già andato in stazione per prenderli, li porterà direttamente qua. E quando arriveranno sicuramente il pastor Mosè, no, che è il leader delle missioni della nostra chiesa in Campogrande, ci lascerà un messaggio per le nostre vite. Nel frattempo cerchiamo di tirarla più lunga possibile finché non arriva. altrimenti vi dovrò predicare io una parola, e l'unica parola che ho per stasera è una parola che parla di cheratiti, gersoniti, meratiti. Quindi se non volete subire questa afflizione, aiutatemi a tirarla lunga. Vi chiedo di alzarvi in piedi.
E per tirarla un pochino più lunga voglio, prima di passare al momento delle decime, delle offerte, a fare un'altra lode insieme, voglio fare con voi una cosa che ci è stata insegnata nel primo incontro del nostro corso Seguitemi. Chi c'era ovviamente già lo sa, ma mi farà piacere che tutta la Chiesa possa fare questo, perché tutto ciò che faremo è parte del fondamento della nostra Chiesa, di uno dei fondamenti della nostra Chiesa, che è essere uno in Cristo. Voglio chiederti di dare la mano alla persona vicino a te, sia che tu abbia intimità, sia che tu non abbia intimità. Dai la mano alla persona vicino a te, unite la vostra fila dandovi la mano. Dammi la mano, stringete forte la mano di questa persona. Stringendo forte la mano di questa persona vi sentite sicuri, no? Vi sentite sicuri? Adesso proviamo a cambiare posizione. Invece di stringere la mano, prendete la persona sotto braccio e schiacciatevi l'uno incontro all'altro sotto braccio. Stringetevi forte stando sotto braccio. In questa posizione vi sentite ancora più sicuri o no? Penso che in questa posizione nessuno di voi possa cascare per terra, perché la persona al suo lato la sorreggerà, vero? Ecco, questo significa essere uno in Cristo. Una frase che a me piace tanto è quella che è vero che questa sera noi siamo tanti qua. Oggi siamo veramente tanti fratelli, tante sorelle. Se andiamo fuori in parcheggio, c'erano 2 ragazzi fuori a parcheggiare le macchine, non sapevano più dove mettere le macchine questa sera perché era tutto pieno. Ma se io mi guardo intorno non vedo 60, 70, 100 persone, io vedo una persona e noi siamo uno. Noi siamo uno. Possiamo dirlo insieme, dichiarare questo nella nostra vita e nella vita di questa Chiesa. Noi siamo uno. Noi siamo uno. Amen. Che Dio benedica quest'uno per ancora tanti e tanti anni nel nome di Gesù. Amen. In questo momento faremo la nostra preghiera per le decime, per le offerte. Tu che hai portato questa tua forma di adorazione, in questo momento puoi adorare il Signore in questo modo. Come sempre sapete i vari modi, le varie possibilità che avete di offertare attraverso il nostro caro amico Gaso Filassio qua davanti, ma sarà anche la missionaria Giosiane col post là dietro, tu che hai piacere oggi di fare la tua offerta attraverso Bancomat, la carta, e c'è il Liban della nostra Chiesa, tu che vuoi fare qualcosa di più spedito, puoi farlo anche in questo modo. Non è sopra soldi, non è su entrate della Chiesa, è su progetti, su piani di Dio, su promesse di Dio che abbiamo in mezzo a noi. Abbiamo parlato lunedì sera alla riunione degli operai di qualcosa che Dio sta per fare in mezzo a noi, qualcosa di veramente grande. La Chiesa sta crescendo e non sta crescendo solamente in numero di persone, non sta crescendo solamente in conoscenza della parola, di intimità con lo Spirito Santo, ma sta crescendo anche sotto un aspetto materiale. Avremo a breve la possibilità di ampliare i nostri confini fisici della Chiesa, se Dio lo permetterà, e tutto questo, come sempre, è attraverso le vostre decime, le vostre offerte, le nostre decime, le nostre offerte, tutto ciò che abbiamo in cuore di portare alla casa del Signore. Come ripeto, non è su entrate, non è sopra soldi, ma è per i progetti, per i piani di Dio, per le promesse che Dio ha per questa Chiesa. In questo momento quindi preghiamo il Signore, e tu che hai piacere, hai nel tuo cuore di offertare, hai la possibilità di portare qualcosa alla casa del Padre.
Signore Gesù, in questo momento ti preghiamo per ogni decima, per ogni offerta, Signore, per ogni primizia, Signore, del nostro raccolto che tu hai messo oggi nel nostro cuore di portare con gioia a te. Io ti chiedo, Dio, di benedire questa nostra adorazione, che possa salire a te come un profumo soave, Signore, e che tu possa benedire ogni famiglia qua rappresentata, Dio. Ogni casa qua rappresentata, anche se da una, da due persone, da 5, da 7 persone, Signore, ogni casa qua presente, che possa la luce del tuo volto, Signore, risplendere su loro, Dio. Che, Signore, tu possa riempire la loro casa del tuo amore, della tua gioia, Signore, della tua allegria e anche, Dio, della tua prosperità, Signore, secondo la tua volontà. Benedici, Signore, questa Chiesa sempre e sempre di più. Proteggila, custodiscila, Signore, come stai facendo, e nel nome di Gesù, per fede io credo, ancora farai per molti e molti anni. Per questo noi ti preghiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Le parole non basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu, mio Dio, mai una fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora a te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco, ma so che è meglio da offrire a un re. È un cuore che canta alleluia, alleluia. Le parole passeranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio, questo canto mio certo finirà, mentre tu, mio Dio, mai una fine e loderò ancora a te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco, ma so che è meglio da offrire a un re. È un cuore che Dio da
alzati, loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, tanto saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Poi alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia. Alleluia. Sarà poco, lo so, che meglio da offrire a un re. È un cuore che canta alleluia. Possiamo sederci? Podemos nos assentar? Abbiamo avuto notizie che i pastori stanno per arrivare. Tivemos a notícia que os pastores estão chegando. Non chiedetemi a che ora, ma stanno per arrivare. Não me perguntem que horas, mas eles estão chegando. Penso che più o meno in 15 minuti arriveranno qua. Talvez 15 minutos eles vão estar aqui. Ma nel frattempo condividerò con voi un breve messaggio. Mas nesse meio tempo eu vou compartilhar com vocês uma pequena mensagem. E vi chiedo di aprire le vostre Bibbie. Eu peço para vocês abrirem as vossas Bíblias In Numeri al capitolo 7. em Números, capítulo 7. Si possono accendere le luci della sala? Pode ligar as luzes da sala? Amen. Signore Gesù, in questo momento ti chiediamo grazia, Signore, per arrivare ai nostri cuori, Signore, e per poter intendere noi stessi il messaggio che tu vuoi lasciarci questa sera. Benedici, Signore, questa Chiesa, io te lo chiedo attraverso la tua parola, che ognuno di noi possa avere più coscienza, Signore, di ciò che tu desideri da noi, non solo per questo nuovo anno che tu hai messo davanti a questa Chiesa, ma per ogni giorno della nostra vita. Io ti prego per questo nel nome di Gesù, Dio, benedici la tua Chiesa questa sera. Amen. Amen. Non sapendo quando arriveranno i pastori, non so benissimo in che modo condividere questa parola che vi lascerò questa sera. Não sabendo bem em que horas eles vão chegar, eu não sei muito bem como compartilhar essa mensagem. Ma leggerò un po' di versetti dal libro dei Numeri, Mas eu vou ler alguns versículos no livro de Números. che insieme al mio fratello Junior Junto com o meu irmão Júnior, stiamo studiando, estamos estudando, scoprendo in questi giorni insieme. descobrindo esses dias juntos. Dice così: il giorno in cui Mosè ebbe finito di erigere il tabernacolo, Quando Moisés acabou de armar o tabernáculo, lo unse e lo consacrò con tutti i suoi arredi. ele o ungiu e o consagrou com todos os seus utensílios. Versetto 2. Allora i capi di Israele, i primi delle case dei loro padri, che erano i capi delle tribù e che avevano presieduto al censimento, presentarono un'offerta.
Então os líderes de Israel, os chefes das famílias, que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram ofertas, trouxeram as suas ofertas diante do Senhor. Quali era questo? Avete capito quello che è successo qua? Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Mosè ha finito di costruire il tabernacolo nel deserto, Moisés tinha terminado de construir o tabernáculo no deserto, secondo le istruzioni che Dio gli aveva dato, segundo as instruções que Deus tinha dado a ele. e quando ha finito di costruire il tabernacolo, Quando ele acabou de construir o tabernáculo, ha fatto una grande festa come stiamo facendo oggi noi per il nostro compleanno. ele fez uma grande festa como estamos fazendo nós hoje para o nosso aniversário. E in questa festa, Nessa festa, ognuna delle tribù di Israele cada uma das tribos de Israel ha portato dei doni per il trouxe tabernacolo. presentes para o tabernáculo. Sentiamo quali sono questi doni. Vamos ver quais são essas ofertas. 6 carri coperti e 12 buoi. 6 carroças cobertas e 12 bois. Versetto 4. Il Signore disse a Mosè: prendi da loro queste offerte per impiegarle al servizio della tenda di convegno e dalle ai leviti a ciascuno secondo il suo incarico. O Senhor disse a Moisés: aceite as ofertas deles para que sejam usadas no serviço da tenda do encontro. Entregue-as aos levitas conforme exigir o serviço de cada homem. E quindi c'è stata questa festa. Non teve essa festa? Le 12 tribù hanno dato queste offerte, 6 carri e 12 buoi. As tribos deram essas ofertas, 6 carroças e 2 bois. E Dio ha detto a Mosè: prendi queste offerte Deus disse a Moisés: pegue essas ofertas e dalle alle famiglie dei leviti in base ai loro incarichi. e entregues às famílias dos levitas conforme os cargos. Cosa significa questo? E o que significa isso? Senza andare a leggervi tutta la storia, Sem ler toda a história, 3 capitoli prima, in Numeri 4, 3 capítulos antes, em Números 4, Dio stava dicendo a Mosè Deus estava falando com Moisés in che modo i leviti avrebbero dovuto servire al tabernacolo. de que jeito os levitas deveriam servir no tabernáculo. I leviti erano divisi in 3 grandi famiglie. E os levitas eram 3 grandes famílias. Non stavo scherzando prima quando dicevo che avrei predicato sui Gersoniti, eccetera, eccetera. Não estava brincando quando falei que ia pregar sobre essas coisas. Una famiglia erano appunto i Gersoniti. Uma família era Era scritti qua, penso. Facciamo così. I figli di Gerson. os filhos de Gerson, Gersonitas. Gersonitas, talvez. Una famiglia erano i Gersoniti. Uma família eram os Gersonitas. Una famiglia erano i Meratiti. Uns eram os Meratitas E gli altri erano i Keratiti. e outros Queratitas. Ok, senza problemi con le pronunce. Tem problemas com as pronúncias. E ognuna di queste famiglie aveva un incarico nel tabernacolo. Cada uma dessas famílias tinha um cargo no tabernáculo. Ad esempio i Gersoniti Por exemplo, os Gersonitas dovevano occuparsi quando il tabernacolo veniva smontato e portato da un'altra parte in base alla camminata che facevano nel deserto. deveriam cuidar quando o tabernáculo era desmontado e levado para outro lugar no deserto. Dovevano prendere cura, ad esempio, delle tende, delle cose che coprivano il tabernacolo e queste cose qua. Deviam cuidar das tendas, das coisas que cobriam o tabernáculo. I Meratiti invece, o Merariti, Meraritas bravissima, si occupavano delle colonne del tabernacolo, dei pezzi di legno, della struttura, diciamo proprio. cuidavam das colunas, da estrutura do tabernáculo. E poi c'erano i Kerariti, Depois os Queraritas, che si occupavano invece di tutti gli utensili del tabernacolo, e cuidavam dos utensílios do tabernáculo. quindi del candelabro, Então, do candelabro, della tavola, dei pani, della da presentazione, mesa, dos pães, da apresentação, dell'altare, dei profumi do altar, do incenso e dell'arca dell'alleanza, e da arca da aliança. che rappresentava la presenza di Dio in mezzo al popolo di Israele. E representava a presença de Deus em meio a Israel. Quindi quando queste tribù hanno fatto queste offerte, Então, quando essas tribos fizeram essas ofertas, Dio ha detto a Mosè: dalle alle famiglie dei Leviti in base ai lavori che devono fare. Deus disse: entregue as famílias dos levitas conforme o que eles devem fazer. Sentiamo come Mosè ha diviso allora questi carri e questi buoi. Vamos ouvir como Moisés dividiu essas carroças e os bois. Diede 2 carri e 4 buoi ai figli di Gerson.
Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas. Diede 4 carri e 8 buoi ai figli di Merari. Deu 4 carroças e 8 bois aos meraritas. Vi ricordate quanto erano i carri e i buoi? Vocês lembram quanto eram as carroças e os Erano bois? 6 carri e 12 buoi. 6 carroças e 12 bois. Ne ha dati 2 ai figli di Gerson, 2 aos filhos de Gerson, ne ha dati 4 ai figli di Merari 4 aos filhos de Merari e le carrozze e i buoi sono finiti. e acabou. E infatti dice, ma ai figli di Keat, versetto 9, Porém, aos coatitas non diede nulla, não deu nada, perché avevano l'incarico degli oggetti sacri e dovevano portarli sulle spalle. pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Voglio farvi capire, cercherò di essere breve perché appunto non so a che ora arriveranno, e quando arriveranno lascerò giustamente la parola al pastor Mosè che ci porterà un messaggio. Eu vou ser breve, então quando o pastor chegar eu vou deixar a palavra para ele. Ma ciò che vorrei che fosse chiaro da ciò che lo Spirito Santo ci dice in questo testo della Bibbia Mas eu quero que seja claro aquilo que o Espírito Santo está falando através dessa palavra. è che esistono cose É que existem coisas che noi non possiamo fare portare a qualcun altro, que não possamos deixar que alguém carregue, ma che noi dobbiamo portarle sulle nostre spalle. mas que nós devemos carregar nos ombros. Non a caso Não por acaso, i figli di Keat, os filhos de Quer brava, avevano l'incarico di portare tinham a tarefa de levar la presenza di Dio, a presença de Deus, l'arca dell'alleanza. a arca da aliança. E la presenza di Dio, E a presença de Deus, lo Spirito Santo, o Espírito Santo, non è qualcosa che possiamo fare portare agli altri, não é algo que a gente pode deixar os outros carregar. è qualcosa che noi dobbiamo portare sulle nostre spalle. É algo que nós devemos carregar nos ombros. Abbiamo parlato in questo mese A gente falou nesse mês di eccellenza. de excelência. Abbiamo visto che cos'è l'eccellenza Temos visto o que é excelência attraverso le varie predicazioni, através das várias pregações. come essere eccellenti, Como ser excelente, in che modo fare azioni eccellenti. de que modo cumprir ações excelentes. Abbiamo visto attraverso tutti i messaggi che abbiamo avuto in questo mese Vimos através de todas as mensagens desse mês tante definizioni e tante cose, attitudini riguardanti l'eccellenza. muitas definições e comportamentos sobre excelência. Ma che cosa Mas o que realmente realmente ci rende eccellenti? nos torna excelente? Che cosa pensi che ti renda O eccellente? que você pensa que faz de você uma pessoa excelente? Pensi che i tuoi talenti Você pensa que os teus talentos ti definiscono come una persona eccellente? te definam como uma pessoa excelente? John è un ottimo chitarrista, John é um ótimo guitarrista. ha un talento Ele tem um talento. e non solo talento, ha una dedizione per lo strumento. Não só talento, mas dedicação pelo instrumento. Ma questo talento e questa dedicazione Mas esse talento e dedicação non è questo che lo fa essere una persona eccellente. não é isso que o torna uma pessoa excelente. Che cosa definisce se noi siamo eccellenti oppure no? O que nos define excelente ou não? In Zaccaria, Em Zacarias, al capitolo 4, no capítulo 4, versetto 6, versículo 6, lo Spirito Santo ci dice che cosa ci può definire eccellenti. o Espírito Santo nos diz o que nos torna excelente. Perché Dio dice così: Porque Deus diz assim: non è per forza, não é por força, né per potenza, nem por poder, non è per talenti não por o talentos per dedicazione, ou dedicação, ma è per lo Spirito Santo di Dio. mas é pelo Espírito Santo de Deus. Ciò che ci rende eccellenti. O que nos torna Se excelente. noi vogliamo vivere un anno di eccellenza, Se queremos viver um ano de excelência, ciò che ci rende o que eccellenti nos torna excelente è lo Spirito Santo, é o Espírito Santo. è la presenza di Dio nella nostra É a vita. presença de Deus na nossa E vida. la presenza di Dio nella nostra vita non è qualcosa che noi possiamo far portare agli E altri, a presença de Deus não é algo que podemos deixar os outros è carregar. qualcosa che noi dobbiamo ricercare, É algo que nós devemos è buscar. qualcosa che noi dobbiamo vivere. Que nós devemos viver. Non possiamo chiedere alle altre persone di avere un'intimità con Dio
per noi. Não podemos pedir às outras pessoas de ter intimidade com Deus ao nosso lugar. Noi dobbiamo creare la nostra intimità con Dio. Nós devemos criar a nossa intimidade Noi com dobbiamo Deus. creare la nostra relazione con lo Spirito Santo. Devemos criar nosso relacionamento com o Espírito Santo. Un giorno Gesù raccontò una parabola Dia Jesus contou uma parábola parlando di 10 vergini falando de 10 virgens che stavano aspettando uno sposo. que estavam esperando um noivo. E queste 10 vergini dovevano portare delle lampade piene di olio. E essas 10 virgens deveriam carregar 10 lâmpadas com óleo. Ma 5 di queste vergini Mas 5 dessas virgens erano sagge, eram sábias. altre 5 As outras 5 erano stolte, sprovvedute. eram desprovidas. E le 5 sagge E as 5 sábias hanno portato l'olio, trouxeram óleo. ma le 5 non sagge non l'hanno Mas portato. as 5 não sábias não trouxeram. Quando lo sposo arrivò, E quando o noivo chegou, le 5 non sagge as 5 não sábias non potevano entrare con lo sposo. não podiam entrar com o noivo. E sapete cosa hanno fatto? E vocês sabem o que elas fizeram? Sono andate dalle sagge Elas foram até as sábias e gli hanno chiesto: prestami un po' del tuo olio. e pediram: me empresta um pouco do teu óleo. Ma l'olio non poteva essere prestato. Mas o óleo não podia ser emprestado. Nessuno ti può prestare Ninguém pode te emprestar la sua intimità con Dio. a sua intimidade com Deus. Noi questo peso, Nesse peso, questa responsabilità, essa lo responsabilidade, Spirito Santo di Dio o Espírito Santo de è Deus qualcosa che noi dobbiamo vivere. é algo que nós devemos È una viver. relazione che noi dobbiamo fare É o relacionamento que nós devemos construir attraverso la preghiera, através da oração, attraverso la lettura della parola, através da leitura da la palavra, meditazione della parola, a meditação da il palavra digiuno, e o jejum, l'adorazione. a adoração. Ognuno di noi Cada um de nós è tenuto tem a vivere tem que viver questa relazione con lo Spirito Santo personalmente, esse relacionamento pessoalmente com o Espírito Santo, individualmente. individualmente. Caricare lo Spirito Santo Carregar o Espírito Santo sulle nostre vite na nossa vida non è solamente una responsabilità che ognuno di noi ha, não é somente uma responsabilidade que nós temos ma è una responsabilità che ognuno di noi ha verso di sé, consigo mesmo, ma è una responsabilità che anche abbiamo verso gli altri. mas é uma responsabilidade também com os outros. Ognuno di noi ha una responsabilità quando carica lo Spirito Santo nella sua vita. Cada um de nós tem responsabilidade quando carrega o Espírito Santo na sua vida. Quanti pensano che lo Spirito Santo viva in sé? Quantos pensam que o Espírito Santo habita em Tu si? che pensi che lo Spirito Santo vive in te, alza la tua mano. Você que pensa que o Espírito Santo habita em você, levanta a mão. Tu che non lo credi, non alzarla, ma tu che credi che vive in te, alza la tua mano. Você que não crê, não levante a mão. Mas se você crê, levanta a mão. Allora voglio dirti una cosa questa sera, te che hai alzato la tua mano. Você que levantou a mão, eu quero te dizer uma coisa. Tu che hai lo Spirito Santo che abita in te, Você que tem o Espírito Santo que habita em você, tu stai caricando una grande responsabilità. você está carregando uma grande E responsabilidade. non solo verso di te per la tua intimità che devi avere con Dio, Não somente para você, para tua intimidade com Deus, ma anche verso gli altri. mas também com os outros. In Atti degli Apostoli Em Atos dos Apóstolos, c'è una storia tem uma história molto bella, muito al bonita. capitolo 3. No capítulo 3. Ci sono Pietro e Giovanni Tem Pedro e João che stanno andando al tempio per la preghiera dell'ora nona, estavam indo até o templo para a oração da hora nona. e fuori dalla porta del tempio E fora da porta do templo c'è uno zoppo, tinha aleijado, una persona con problemi fisici, uma pessoa com problemas físicos che chiedeva l'elemosina. que pedia esmola. E quando Pietro e Giovanni stavano per entrare, hanno incrociato questa persona. E quando Pedro e João estavam entrando e encontraram essa pessoa guarda Pietro e Giovanni essa pessoa olha para Pedro e João come per chiedergli qualcosa, como para pedir algo, chiedergli un'elemosina, pedir esmola, un po' di soldi. um pouco de dinheiro. Allora Pietro guarda questo zoppo Então Pedro olha para o aleijado e gli dice una frase molto conosciuta: e diz uma frase muito conhecida: dell'oro e dell'argento io non ne ho, ouro e prata eu não tenho, ma quello che ho te lo do, mas o que eu tenho eu te dou. nel nome di Gesù. No nome de Jesus, Alzati e cammina. levanta e anda. È una storia bellissima, no? Uma história linda, né? Pietro cura questo zoppo attraverso la sua parola, Pedro cura o aleijado através da sua palavra, attraverso lo Spirito Santo che viveva in lui. através do Espírito Santo que habitava nele. Adesso io faccio una domanda a te perché tu possa fare una meditazione interiore su questa parola. E agora eu te pergunto uma coisa para que você possa meditar nisso.
Quante persone hai già visto ai lati delle strade? Quantas pessoas você já viu nos cantos da estrada? Quante persone hai già visto con problemi fisici o con qualche necessità? Quantas pessoas você já viu com problemas físicos ou necessidade? E a quanti di loro E a quantas deles tu sei andato lì você chegou até eles e hai detto alzati e cammina nel nome di Gesù? e disse: levanta e ande no nome de Jesus? A quante? Para quantas? A quanti di loro hai detto i tuoi problemi sono finiti nel nome di Gesù? Para quantas delas você disse: os teus problemas acabaram em nome de Jesus? Se tu non hai mai fatto questo, Se você nunca fez isso, allora ti chiedo perché. então eu te pergunto por quê? Lo Spirito Santo non vive in te? O Espírito Santo não habita em você? Lo Spirito Santo non vive in noi? O Espírito Santo não habita em nós? E allora cos'è che ci ferma dal fare queste grandi opere? Então, o que é que nos para fazer essa grande obra? Noi che abbiamo lo Spirito Santo che vive in noi abbiamo una responsabilità verso questo mondo. Nós que temos o Espírito Santo que habita em nós temos responsabilidade com o mundo. È lo Spirito Santo che ci dice che noi siamo eccellenti. É o Espírito Santo que nos diz que somos excelentes. Ma questa eccellenza deve essere dimostrata in questo mondo. Mas essa excelência tem que ser demonstrada nesse mundo. È questo il tempo per essere luce. É esse o tempo para sermos luz. In futuro ci avremo una luce molto più grande di quello che siamo No noi. futuro teremos uma luz maior que agora somos. Che è la luce di Dio. Que é a luz de Deus. È la luce di Gesù. É a luz de Jesus. Perché saremo in un posto in cui non ci sarà neanche il sole. Porque seremos em um lugar que não vai ter nem o sol. Non ci sarà bisogno del sole. Não vai ter necessidade do sol. Perché Dio illuminerà la Gerusalemme celeste. Porque Deus iluminará a Jerusalém Ma celeste. finché noi siamo qua, Mas até que nós somos aqui, noi siamo luci in questo mondo. nós somos a luz desse E mundo. siamo luce attraverso lo Spirito Santo che vive in noi. Somos luz através do Espírito Santo que habita em E nós. che noi abbiamo la responsabilità di spargere su questo mondo. E nós temos a responsabilidade de espalhar nesse mundo. Perché se noi crediamo nella potenza che c'è nello Spirito Santo, Porque se cremos no poder que há no Espírito Santo, a noi bastano 3 parole para ele servem 3 palavras per fare la differenza. para fazer a diferença. Nel nome di Gesù. No nome de Jesus. Nel nome di Gesù. No nome de Jesus. Sono solo queste parole che ci servono. São só essas 3 palavras que a gente precisa. E è una responsabilità che noi abbiamo. É uma responsabilidade que nós temos. Non pensare che Dio ti abbia dato lo Spirito Santo Não pense que Deus te deu o Espírito Santo solamente per essere felice somente para ser feliz nella tua casa. na tua casa. Perché tu che hai lo Spirito Santo, Porque você que tem o Espírito so Santo, che non ti lamenti. você não reclama. Perché niente ti può scalfire, niente ti può abbattere. Porque nada te pode atingir. Perché Dio è con te. Porque Deus é com você. So che per nessuno è stato un problema fare quei 19 giorni senza lamentarsi. Sei que para ninguém foi um problema fazer 19 dias sem reclamar. Ma la responsabilità dello Spirito Santo Mas a responsabilidade do Espírito è Santo qualcosa che va molto al di là di ciò che noi viviamo nel nostro intimo. é algo que vai muito além daquilo que nós vivimos no nosso íntimo. La responsabilità dello Spirito Santo A responsabilidade do Espírito è Santo qualcosa che noi dobbiamo avere verso gli altri. é algo que nós temos que ter com os outros. E a noi bastano queste poche parole. E para nós servem essas 3 Se palavras. noi crediamo Se nós cremos veramente de verdade nella potenza che c'è nel nome di Gesù, no poder que há no nome de Jesus, a noi basta dire nel nome di Gesù, alzati e cammina, e zoppi si metteranno a camminare. nós somente deveremos dizer levanta e anda, e os aleijados começarão a A noi caminhar. basterà dire nel nome di Gesù, Lazzaro esci fuori e i morti risusciteranno. Deveremos dizer somente Lázaro, levanta e ande em nome de Jesus e os mortos ressuscitarão. Io credo che questa chiesa, Eu creio que essa igreja, ho detto prima che probabilmente ci espanderemo fisicamente, sì, eu disse antes que provavelmente a gente vai expandir o território, ma i piani, i progetti, i sogni che Dio ha per questa chiesa, per questo 19° anno, mas os planos e projetos que Deus tem para esse 19º ano non si possono fermare a un ingrandimento del capannone. não pode parar num engrandecimento do lugar. I sogni che Dio ha per questa chiesa Os sonhos que Deus tem para essa igreja sono qualcosa che possono contribuire al regno di Dio. são algo que pode contribuir para o reino de Deus. E affinché questo E avvenga, para que isso aconteça, lo Spirito Santo o Espírito Santo deve essere il padrone delle nostre vite. tem que ser o dono da nossa vida. Ognuno di noi deve arrendersi alla potenza dello Spirito Santo, Cada de nós tem que se render ao poder do Espírito Santo. perché attraverso di questo Porque através disso, non solo noi potremo essere veramente eccellenti, não somente nós poderemos ser realmente excelentes, ma noi potremo fare la differenza per le persone intorno a noi. mas poderemos fazer a diferença para as pessoas ao nosso redor. Noi abbiamo un grande valore per Dio. Nós temos um grande valor para Noi Deus. abbiamo un immenso valore per Dio. Temos um imenso valor para Deus. E ciò che ci ha dato E o que Ele nos deu, lo Spirito Santo o Espírito Santo,
è il modo in cui Lui ci vuole usare su questa terra. É o modo que Ele quer nos usar nessa terra. È perché noi abbiamo valore per Lui, É porque nós temos valor para Ele. che Lui ci ha donato questo, Que Ele nos doou isso. che noi non lo riteniamo per noi, E nós não seguramos isso para nós, ma che possiamo spanderlo in questo mondo, mas que possamos compartilhar para esse mundo. che noi possiamo usarlo per guarire persone, Possamos usar para curar pessoas, per guarire ferite, para curar feridas, ferite fisiche, ferite spirituali, feridas físicas e espirituais, che possiamo usarlo per rialzare animi, que possamos usar para levantar almas, per salvare persone. para salvar pessoas. Abbiamo una grande responsabilità Temos uma grande e responsabilidade. l'eccellenza dello Spirito Santo E a excelência do Espírito Santo non è solo per noi. não é só para nós. Credi questo? Você crê nisso? Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Allora io qua mi fermo, ma continuerò questo messaggio un altro giorno. Então eu vou parar por aqui, mas outro dia eu vou continuar essa mensagem. Parliamo un altro po' dei Gersoniti. Amen. Allora, siccome sono arrivati i nostri ospiti di questa sera, Como chegar os nossos convidados dessa noite? in questo momento ti chiedo nuovamente di alzarti in piedi Nesse momento eu peço para você se levantar, come segno di onore e rispetto per loro. como sinal de honra e respeito para eles. Amen. Pastor Moisés, Pastor Moisés, io voglio già lasciargli la parola in questo momento. quero deixar a palavra para ele nesse momento. Io ti chiedo solamente Eu te peço somente di alzare la tua mano de erguer a tua mão verso di lui para ele, e che tu possa ripetere insieme a que me. você possa repetir junto comigo. Pastor Moisés, Pastor Moisés, lasciati usare da Dio. se deixe usar por Deus. Amen. Amém. Paz do Senhor. Pace del Signore. Desculpa chegar a esse horário. Scusate se sono arrivato in questo orario. Nós estamos desde as 4 horas da tarde em Veneza, Siamo dalle 4 del pomeriggio a Venezia, sem trem para Verona. senza treno per Verona. Aí pegamos um que vai parando. E ne abbiamo preso uno che si fermava e fermava, Mas chegamos aqui. ma siamo arrivati. Amém? Amém. Mas estamos desde as 3 horas da manhã em pé Ma siamo dalle 3 del mattino in piedi para poder chegar aqui. per arrivare qua. Bom estar com vocês. Bello stare con voi. Poder sentar? Potete sedervi. Quero parabenizar os irmãos da igreja, Voglio congratularmi con i fratelli della Chiesa, o pastor Henrico, fratello il pastore Enrico, André, sua esposa. Andrea sua moglie. Deus que abençoe vocês. Dio vi benedica. São 19 anos de muito trabalho Sono 19 anni di molto lavoro e os frutos estão aí. e i frutti sono lì. Deus abençoe a vida de vocês. Che Dio benedica la vostra vita. A Bíblia diz que Paulo plantou, La Bibbia dice che Paolo ha piantato, Apolo regou, Apollo ha annaffiato, mas quem deu o crescimento foi Deus. ma chi ha fatto crescere è Dio. Cada um faz a sua parte no reino de Deus Ciascuno fa la sua parte nel regno di Dio e Ele dá o crescimento. e Lui fa crescere. É por isso que nós estamos aqui. È per questo che siamo qui. Vamos dar uma salva de palmas para isso? Applaudiamo. Aleluia. 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 Quero agradecer meus companheiros, pastor Samuel, Voglio ringraziare i miei compagni, pastore Samuel, pastor Wagner, pastore Wagner, pastor Samuel, pastor ali da igreja de Setúbal, pastore Samuel, il Portugal. pastore della chiesa di Setúbal, Portogallo, e pastor Wagner, pastor ali em Almada, em Portugal. pastore Wagner, il pastore là in Portogallo anche. Eu vou ser bem rápido, eu sei que o horário já foi, Sarò molto breve, so che l'orario è quasi andato, mas se vocês me derem aí 10, 15 minutinhos, já encerro. Amém? ma se mi date 10-15 minuti concludo. Amém? Amen? Se você puder abrir a tua Bíblia no livro de Daniel, Se puoi aprire la tua Bibbia nel libro di Daniele, capítulo 6. capitolo 6. Aleluia. Capitolo 5. Aleluia.
Daniele capitolo 5, versetti 7, 8 e 9. Dice così: a voce alta il re gridò che si facessero entrare gli incantatori, i caldei e gli astrologi, e il re disse ai saggi di Babilonia: chiunque leggerà questo scritto e me ne darà l'interpretazione sarà vestito di porpora, porterà una collana d'oro al collo e sarà terzo nel governo del regno. Allora entrarono tutti i saggi del re, ma non furono capaci di leggere lo scritto né di darne l'interpretazione al re. Il re Baldassar fu perciò preso da grande spavento e cambiò colore, e i suoi grandi furono costernati. Versetto 10. La regina udì le parole del re e dei suoi grandi, ed entrata nella sala nel banchetto disse: vivi in eterno, o re, i tuoi pensieri non ti spaventino e non ti facciano impallidire. C'è un uomo nel tuo regno in cui è lo spirito degli dei santi. Già al tempo di tuo padre si trovavano in lui una luce, un'intelligenza e una saggezza pari alla saggezza degli dei. Il re Nabucodonosor, tuo padre, lo fece capo dei magi, degli incantatori, dei caldei e degli astrologi. Bem, até aí. Fino a qua. Este texto vai falar de Daniel, Questo testo parlerà di Daniele, homem que foi levado como cativo para o reino de Beltesazar, na época dos reinos dos caldeus. un uomo che è stato portato come prigioniero nel regno di Baltasar? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Nabucodonosor era um grande rei, foi um grande rei na sua época, Nabucodonosor è stato un grande re nella sua epoca, conhecido como um grande conquistador, conosciuto come un grande conquistatore, um homem que fez a diferença no seu tempo. un uomo che ha fatto la differenza nel suo tempo. Levou o povo de Israel cativo para a Babilônia, Ha portato prigioniero il popolo di Israele a Babilonia, até porque era um projeto do próprio Deus. anche perché era un progetto del proprio Dio. Lá no livro de Abacuque, o próprio Deus vai dizer a Abacuque sobre isso. Nel proprio libro di Abacuc, il proprio Dio dirà a Abacuc questo: E o povo de Israel ia ser levado pelos caldeus. che il popolo di Israele sarebbe stato portato dai Caldei. E quando o povo vai ser levado, aquele jovem entre eles vai também. E quando il popolo sta per essere portato, quel giovane entra e sarà portato insieme. Daniel cresce naquela terra. Daniele cresce in quella terra. Mesmo sem querer estar ali, ele continua crescendo naquela terra. Anche senza voler essere lì, lui continua a crescere lì. E ele vai fazer a diferença no seu tempo. E farà la differenza nel suo tempo. Ele preferiu não comer do manjar do rei. Preferiva non mangiare nel banchetto del mangiare del re. Preferiu continuar naquilo a qual ele tinha aprendido lá na sua pátria. Preferiva continuare quello che aveva imparato nella sua patria, E servindo ao seu Deus. servendo il suo Dio. E a Bíblia vai nos dizer que Daniel agora se torna um homem importante no reinado de Nabucodonosor. E la Bibbia ci dirà che adesso Daniele diventa un uomo importante nel governo di Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor tem um sonho, Quando Nabucodonosor ha un sogno, Daniel o interpreta para ele. Daniele lo interpreta per lui. Mas o tempo vai se passando. Ma il tempo passa, Muitas coisas vão acontecer no reinado de Nabucodonosor. molte cose accadono nel regno di Nabucodonosor. Muitas conquistas vai acontecer naquele reinado. Molte cose accadono in quel regno. Mas chega o tempo que Nabucodonosor vai passar, ele vai morrer. Ma Nabucodonosor muore E agora o seu filho, Beltesazar, assume o trono. e adesso suo figlio si assume del trono. E quando ele assume o trono, ele faz o que não devia fazer. E quando prende il trono fa ciò che non doveva fare. Ele começa a fazer uma festa dentro do reino. Comincia a fare una festa dentro il regno E ele convida todos os grandes, todas as concubinas. e invita tutti i grandi, le concubine, E começam a fazer festa naquele lugar. e cominciano a fare festa in quel luogo. E eles trazem os utensílios que vieram também na conquista de Jerusalém, E portano. na conquista de Judá, E portano gli utensili che arrivano dalla conquista di Gerusalemme e di Giuda, que eram consagrados ao Senhor. che erano consacrati al Signore. E eles começam a beber naquelas vasilhas, naqueles utensílios. E cominciano a bere negli utensili. E a Bíblia vai nos dizer que de repente aparece um dedo escrevendo na parede. E la Bibbia ci dice che all'improvviso appare un dito che scrive nella parete. E aqueles homens, então, o próprio filho, o próprio Beltesazar, aquele rei, ele fica sem saber o que fazer. Gli uomini e il re non sanno cosa fare. Ele tem a sua reação agora de chamar os seus adivinhadores, seus astrônomos, E la sua reazione è quella di chiamare gli astrologi, gli indovini, para poder decifrar o que está escrito ali. perché potessero decifrare la scrittura.
Mas a Bíblia vai dizer que nenhum daqueles homens conseguiu decifrar aquilo que estava ali. Ma la Bibbia ci dirà che nessuno di quegli uomini è riuscito a decifrare la scrittura. Não tinha como decifrar o que estava escrito naquela parede. Non c'era modo di decifrare la scritta sulla parete. E aquele homem vai fazer uma proposta. E quell'uomo farà una proposta. E dizendo assim, olha, quem conseguir decifrar o que está escrito aqui, E dice: chi riuscirà a decifrare la scritta vai ser o terceiro no meu reino. sarà il terzo nel mio regno. Vai vestir uma roupa de púrpura. Vestirà un vestito di porpora. Vai ter uma corrente de ouro. Avrà una collana d'oro. Anel no dedo. Anello al dito. E muito poder no meu reino. E molto potere nel mio regno. Mas nenhum daqueles homens que Daniel chamou, que o rei chamou, conseguiu decifrar. Ma nessuno di quegli uomini che il re ha chiamato è riuscito a decifrare. E de repente aquela mulher, a rainha, E all'improvviso la donna, la regina, ela começa a ouvir o que está acontecendo naquele lugar. lei comincia a sentire ciò che stava accadendo nel luogo. E ela entra e diz para o rei: Ed entra e dice al re: eu conheço um homem, io conosco un uomo aleluia, que no tempo do seu pai, che nel tempo di tuo padre ele fez a diferença no reino. lui ha fatto la differenza nel regno. Ele tem o Espírito de Deus. Lui ha lo spirito di Dio. Ele tem sabedoria. Lui ha saggezza. Ele tem excelência. Lui ha eccellenza. Aleluia. Ele tem excelência. Lui ha eccellenza. Aleluia. Chama ele que ele vai decifrar o que tem aí. Chiamalo che lui decifrerà ciò che c'è scritto. Você sabia que as pessoas olham para nós muitas vezes como a rainha olhou para Daniel? Sapevi che le persone molte volte ci guardano come la regina ha guardato Daniele? Muitas pessoas olham para nós e diz para nós assim, olha, você vai na igreja hoje? Molte persone ci guardano e dicono: guarda, tu vai in chiesa oggi? Ore por mim. Prega per me. Aleluia. Sabe por quê? Sapete perché? Porque você tem excelência. Perché hai eccellenza. Aleluia. Porque o Espírito de Deus está na sua vida. Perché lo Spirito di Dio è nella tua vita. Ele sabe que o Deus que você serve pode decifrar qualquer situação. Loro sanno che il Dio che tu servi può decifrare qualsiasi situazione. Pode mudar a vida de qualquer pessoa. Può cambiare la vita di qualsiasi persona. Aleluia. E por isso as pessoas nos procuram. Ed è per questo che le persone ci cercano. Por isso as pessoas procuram você. Per questo le persone ti cercano. Aleluia. E aquele homem, ele diz assim, então chama esse homem. E quell'uomo dice: chiama questo uomo. Chama Daniel. Chiama Daniele. E quando Daniel se apresenta na presença do rei, E quando Daniele si presenta alla presenza del re, a pergunta que o rei faz para Daniel, la domanda che il re fa a Daniele talvez seja a pergunta que eu e você devemos fazer para nós nessa noite. forse è la domanda che io e te dobbiamo farci questa sera. O rei vai dizer para ele: Il re gli dirà: você ainda é o mesmo? sei ancora lo stesso? Aleluia. 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 Talvez essa seja uma pergunta que vai mudar a nossa vida. Forse questa sia una domanda che cambierà la nostra vita. Nós continuamos sendo o mesmo? Continuiamo ad essere gli stessi? Continuamos crendo em Jesus mesmo em situação difícil? Continuiamo a credere in Gesù anche nelle situazioni difficili? Mesmo no meio da luta? Anche in mezzo alla lotta? Aonde às vezes olhamos e parece que não tem saída? Dove forse guardiamo e non c'è uscita? Não temos o que fazer? Non abbiamo cosa fare? Nós continuamos crendo em Deus? Continuiamo a credere in Dio? A nossa confiança não é abalada? La nostra fiducia non è Aleluia. crollata? Sabemos em quem temos crido? Sappiamo in chi crediamo? Aleluia. Se isso tem acontecido com você, Se questo è accaduto a te, aleluia, você pode fazer assim, ó. tu puoi fare così. Eu sou o mesmo. Io sono lo Aleluia. Aleluia. Nada vai abalar a minha fé. Niente farà crollare la mia fede. Aleluia. Nada vai abalar a minha Niente farà fé. crollare la mia fede. Eu vou continuar crendo em Deus. Io continuerò a credere in Dio. Aleluia. Mesmo que alguém diga ao contrário. Anche se qualcuno dice il contrario. Mesmo que a notícia que chega na minha casa seja uma notícia ruim. Anche se la notizia che arriva da me è brutta. Que alguém pode dizer assim, não tem mais solução. Che qualcuno può dirmi: non c'è più soluzione. Não tem mais saída. Non c'è più via d'uscita. Ele é o Deus que decifra o que está escrito na parede. Lui è il Dio che decifra ciò che c'è scritto nella parete. Aleluia. O que ninguém pode fazer. Ciò che nessuno può fare. O meu Deus, o teu Deus. Il mio Dio e il tuo Dio. Ele faz. Lui fa. Aleluia. Aleluia. Ele faz. Lui fa. Aleluia. Aleluia. Você continua sendo o mesmo? Tu continui ad essere lo stesso. Aleluia. Aleluia. O que muitas das vezes tem tirado a sua paz. Ciò che molte volte ti ha tolto la pace.
tem tirado a sua certeza em Cristo. Ha tolto la tua certezza in Cristo. O que muitas das vezes tem abalado a sua fé. Ciò che molte volte ha fatto crollare la tua fede. Hoje é uma noite Oggi è una notte, de una sera excelência. di eccellenza. Aleluia. De você sair dizendo aqui, eu continuo crendo no meu Deus. Di uscire e dire io continuo a credere nel mio Dio. Independente de qualquer situação. Indipendentemente da ogni Aleluia. situazione. Ele é Deus. Lui è Dio. Aleluia. Ele continua sendo Deus. Lui continua ad essere Dio. Ele está sentado no trono. Lui è seduto sul trono. E no momento certo, E nel momento giusto, Ele vai curvar a sua cabeça. Lui piegherà la sua testa. Vai estender a sua mão. Stenderà la sua mano. E vai trazer o socorro. E porterà il soccorso. Aleluia. Vai trazer a solução. Porterà la soluzione. Vai trazer a bênção. Porterà la benedizione. Vai trazer a paz. Porterà la pace. Vai trazer a resposta. Porterà la risposta. Aleluia. Esta é uma noite. Questa è una sera. Aleluia. De nós sairmos daqui Di uscire di qua e dizermos assim, eu continuo sendo o mesmo. e dire io continuo ad essere lo Aleluia. stesso. As pessoas podem olhar para mim Le persone e eu possono vou guardarmi. dizer, eu continuo sendo o mesmo. E io dirò io continuo ad essere lo Aleluia. stesso. Posso até passar pelo deserto, eu não sei quanto tempo. Posso anche passare per il deserto non so quanto tempo. 40 anos? 40 anni. Aleluia. Mas Deus está comigo. Ma Dio è con me. Não vou morrer no deserto. Non morirò nel Aleluia. Tenho uma terra prometida para conquistar. C'è una terra promessa da Aleluia. conquistare. Tem uma bênção para você conquistar. C'è una benedizione per Aleluia. conquistare. Tem uma vitória para você conquistar. C'è una vittoria da Aleluia. conquistare. E nada vai abalar a tua E fé. niente farà crollare la tua fede. Aleluia. Nada vai tirar a tua certeza. Niente toglierà la tua certezza. Você crê comigo? Tu credi con me? Quantos creem comigo? Quanti credono insieme a me? Aleluia. 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 Eu disse que era 10 minutos, já foi. Ho detto che erano 10 minuti e già passato. Aleluia. Mas eu quero orar com você. Ma voglio pregare con te. Aleluia. Aleluia. Eu não sei o que é que você está passando. Non so ciò che stai passando. Nós estamos chegando já no fim do ano. Stiamo già arrivando alla fine dell'anno. Tem muitas coisas que foram projetadas no começo do ano. Ci sono tanti progetti all'inizio dell'anno. Muitas coisas que você projetou lá em janeiro. Molte cose che hai progettato a gennaio. Talvez você tenha chegado até o mês de novembro, dia de hoje. Magari sei arrivato al mese di novembre oggi. Tem olhado para trás e dito, Guardato indietro e hai detto não consegui alcançar. non ce l'ho fatta a raggiungere. Aleluia. Quero dizer para você nessa noite. Voglio dirti questa sera 2023 2023 ainda não acabou. non è ancora finito. Aleluia. Para Deus não precisa de muito tempo. Per Dio non serve tanto Aleluia. tempo. Ele pode fazer num piscar de olhos. Lui può fare in un batter d'occhio. Aleluia. Pastor, como pode isso acontecer? Pastore, come può accadere questo? Aleluia. Você é um crente de excelência? Tu sei un credente di eccellenza. Aleluia. É nesta noite que você vai usar a tua fé. È questa sera che userai la tua Aleluia. E Ele vai mudar situações. fede. E Lui cambierà situazioni. Aleluia. Eu não sei qual notícia que você tem recebido. Non so quale notizia hai Mas o ricevuto. Senhor está falando ao meu coração que tem Mas- pessoas aqui que recebeu notícia ruim. Ma il Signore mi dice al mio cuore che ci sono persone che hanno Alleluia. ricevuto brutte notizie. Aleluia. Mas essa é a noite da mudança. Ma questa è una sera di cambiamento. Aleluia. Essa é a noite da mudança. Questa è una sera di Aleluia. cambiamento. O dedo escreveu na parede. Il dito ha scritto nella Aleluia. parete. Mas Deus nessa noite te trouxe a revelação. Ma Dio ti ha portato rivelazione Aleluia. questa sera. Tem bênção aí. C'è benedizione. Aleluia. Você pode ficar em pé comigo? Puoi alzarti, per favore? Aleluia. Eu quero orar por você. Voglio pregare per te. Aleluia. 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 Você crê que Deus pode mudar a sua situação? Tu credi che Dio può cambiare la tua situazione? Aleluia. Aleluia. Se você quiser. Se tu vuoi. Aleluia. Posso, pastor? Posso, pastore? Se você quiser sair do teu lugar e vir aqui à frente. Se vuoi uscire dal tuo posto e venire qua Aleluia. davanti. Eu quero orar por você. Voglio pregare per te. Aleluia. É um ato de coragem. È un atto di coraggio. Aleluia. É um ato de abrir mão È un atto di aprire mano e dizer assim, eu vou lá. e dire io vado Aleluia. là. Porque eu vou sair de lá com a minha bênção. Perché uscirò di là con la mia Aleluia. benedizione. Eu vou sair de lá com a minha vitória. Uscirò di là con la mia Aleluia. vittoria. Não vou voltar para casa com a mesma notícia que eu recebi. Non tornerò a casa con la stessa Aleluia. notizia che ho ricevuto. Vai ser diferente. Aleluia. Domani sarà diverso. Aleluia. Vai mudar. Cambierà. Aleluia.
Porque Ele é Deus. Perché Lui è Dio. Aleluia. Ele muda a situação. Lui cambia la situazione. Aleluia. 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 Tem uma graça de Deus aqui nesta noite. C'è una grazia di Dio questa sera. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui para te abraçar. Lo Spirito Santo di Dio è qui per Aleluia. Para dizer para você, eu estou cuidando. Per dirti, io Aleluia. sto cuidando. Eu estou cuidando. Io mi sto prendendo Aleluia. Aquieta o teu coração. Calma il tuo cuore. Aleluia. Tem bênção, tem novidade. C'è benedizione, c'è novità. Aleluia. Tem coisas novas. Sono cose nuove. Ei, entenda. Eu não sei. Io non so. Quanto tempo não acontece isso de não sair trem lá de Veneza para cá? Da quanto tempo non succede di non uscire treni Sei. da Venezia qua? Aleluia, aleluia. Eu só sei que o meu Deus disse, vai chegar nem que for para a bênção apostólica. So solo che il mio Dio dice che Aleluia, arriverai anche per la porque benedizione eu apostolica. tenho um encontro, aleluia, io ho un incontro. aleluia, encontro de mudança de vida, Un incontro di cambiamento di aleluia, de sair daqui dizendo, eu sou vencedor. vita. Esci di qua dicendo io sono vincitore. Aleluia, mudou, a minha vida vai mudar. La mia vita cambierà. Aleluia, aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. Voglio pregare con te questa sera. Aleluia, aleluia. Se você puder colocar a mão sobre o seu coração. Se puoi mettere la mano nel tuo cuore. É a sua oração com Deus. È la tua preghiera con Dio. Eu não conheço vocês. Io non vi conosco. Alguns eu conheço, né? Alcuni conosco. Aleluia. Mas eu não conheço o íntimo interior. Ma conosco l'intimo interiore. Eu não conheço o que você está passando. Non conosco ciò che stai passando. Eu não conheço a tua luta. Non conosco la tua lotta. Mas tem um que conhece. Ma c'è uno che conosce. Aleluia, aleluia. Você vai falar com Ele E hoje. tu parlerai con lui Aleluia. oggi. Você vai dizer para Ele o que é que está acontecendo. Tu dirai a lui cosa sta accadendo. Aleluia. Mas você vai dizer para Ele assim: eu sei que está acontecendo. Ma gli dirai io so che sta succedendo. Mas eu sei também que vou sair daqui diferente. Ma so anche che uscirò da qua diverso. Aleluia, aleluia. A notícia aqui é boa. La notizia qui è buona. Aleluia. A mudança. C'è cambiamento. A resposta. C'è risposta. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você. Voglio pregare con te. Papai, aleluia. Aqui tem vidas, Senhor. Aleluia. Pessoas machucadas, Pai. Aleluia. Por situações, Pai. Se me anda lá, se me canta lá, aleluia. Deus, tem pessoas aqui que o Senhor está falando no meu coração, aleluia, que pensou em desistir, dizendo que não dava mais, não tem como mais. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer, aleluia, há um tempo de excelência, há um tempo de mudança, há um tempo de paz, de alegria, aleluia, é uma noite de resposta, aleluia. É uma noite de resposta para a tua vida, minha irmã. É uma noite de resposta para a tua vida, minha irmã. Uma noite de resposta para a tua vida. Aleluia! Creia que é Deus que está falando contigo. Creda che è Dio che sta parlando con te. Aleluia! Eu creio neste Deus, aleluia. Io credo in questo Dio. Coloque nesta noite o teu problema na mão dele. Metti questa sera il tuo problema nella sua mano. Você já tentou de todas as formas. Hai già provato in tutti i modi. Aleluia! Já pediu ajuda. Hai già chiesto aiuto. O Senhor está dizendo, é comigo. Il Signore ti dice, è con me. Coloca na minha mão. Metti nelle mie mani. É comigo. É com me. Aleluia. Sou eu que trago a resposta, diz o Senhor. Sono io che porto la risposta, Sou dice il eu Signore. que trago a mudança. Sono io che porto il
cambiamento. Ei, minha irmã, o Senhor está dizendo: eu estou entrando lá na casa. Il Signore sta dicendo: sto entrando in casa. Aleluia. Ele está entrando lá na casa, quebrando o coração. Sta entrando in casa, Aleluia. rompendo il cuore. E trazendo renovo. E portando il rinnovo. Trazendo mudança. Portando il cambiamento. Aleluia, o seu tempo com Deus, glorifica Ele. Fale com Signore. Ele nessa Parla noite. con Lui questa Abra sera. o teu coração para Apri il Ele tuo nessa cuore a Lui noite. questa sera. Aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Ele está aqui nesta Sento la noite. presenza di Dio e Lui è qui. Aleluia. Tem alegria. C'è allegria. Aleluia. Descerá. Aleluia. Tem Se alegria. alegria. Tem renovo aqui nesta noite. Tem renovo aqui nesta noite. C'è rinnovo questa sera. Aleluia. Aleluia. É um tempo de excelência. Tempo di eccellenza. Você vai viver um tempo de excelência. Tempo di eccellenza. Aleluia. Aonde você vai olhar para a luta Dove tu guarderai la lotta e vai dizer: maior é meu Deus. e dirai: più grande è il mio Dio. Eu sei em quem eu tenho cristo. so in chi ho Aleluia. Jesus virá. Nada vai tirar a minha alegria. Niente toglierà la mia allegria. Chuva descerá. Se pedimos, Aleluia. Jesus irá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus irá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus irá como chuva. Senhor, mais uma vez nós estendemos as mãos e declaramos a bênção e declaramos a vitória, Senhor, diante dessas palavras que foram proferidas. Senhor, temos corações quebrantados diante do altar, pessoas que venceram o medo, venceram a vergonha e estão aqui não diante do homem, mas diante de Deus. Estão buscando a excelência para a sua vida. Senhor, nós estamos orando ao Deus que deu para Daniel o espírito de sabedoria, o espírito de excelência. Essas mãos estendidas, Senhor, que estão à espera de uma bênção, Senhor. Pai querido, confirma, 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 Senhor. Senhor, Tu estás escaneando corações. O Senhor está lendo corações. O Senhor está ouvindo, Senhor, cada gemido. O Senhor está colhendo cada lágrima. Senhor, Tu estás neste lugar. Apesar das dificuldades que tivemos para chegar, mas o Senhor está confirmando a bênção. O Senhor está confirmando a vitória na vida desta igreja, na vida deste rebanho, na vida desse pastor, na vida dos seus auxiliares, na vida desses cantores. Cheira! Ore meandre, ore que mais, ore meandre, meandrias. Aleluia. Jesus, Jesus, há poder no Teu nome, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Nós declaramos que nós ainda somos os mesmos que acreditamos no poder do Evangelho. Nós ainda somos os mesmos que em pleno século 21, no ano de 2023, nós cremos que o Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta, o Senhor ainda salva, o Senhor ainda liberta dos vícios.
vícios de toda ordem, vícios de toda natureza caia por terra agora, em nome de Jesus. E que haja excelência nos corações. Vícios, 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 caia por terra agora, em nome de Jesus. Ah, poder no nome de Jesus. Saia daqui diferente, porque você está liberto no nome de Jesus. Ore mais, ore que entre mais, aleluia. Aleluia. Pai querido, no poder e na autoridade do nome de Jesus, como ministro da Tua palavra, eu declaro este povo abençoado e vitorioso, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode voltar para o teu lugar dizendo: Puoi tornare al tuo posto aleluia, dicendo: eu sou de excelência. io sono un'eccellenza. Aleluia, eu sou de excelência. Sono una persona con eccellenza. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um de E vocês. Dio vi benedica ognuno di voi. Pastor Henrico. Pastor Enrico, Aleluia. Obrigado, meu amigo. grazie. Aleluia. Aleluia. Desculpa pelo horário. Scusa per l'orario. Aleluia. Traga um abraço da igreja de Campo Grande. Porto un abbraccio della chiesa di Aleluia. Campo Grande. Todos os irmãos, Tutti i nosso fratelli, pastor. nostro pastore. Aleluia. Todos, né, muitos gostariam de estar aqui. Molti vorrebbero Aleluia. essere qua, Mas como não puderam estar, ma siccome non Aleluia, potevano stare, mandaram um abraço para você. E eu quero te abraçar aqui. hanno mandato un abbraccio e voglio abbracciarti. Por todos. Per tutti. Aleluia. 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 Gloria a Dio per tutto ciò che ha fatto questa sera. Glória a Deus in por mezzo a tudo noi. que Ele fez no nosso meio. Per una volta ringraziamo il pastor Moisés, Obrigado, Pastor Moisés, Pastore Wagner, Pastor Wagner, Pastor Samuel. Pastor Samuel. Sono stati qua con noi questa sera. Estiveram aqui conosco essa noite. Vi chiedo 2 o 3 cose. Eu peço para vocês 2 ou 3 coisas. Stiamo per A terminare. gente está acabando. Festeggiamo i compleanni della settimana Vamos festejar os aniversários e dessa poi semana. tutta la chiesa festeggerà il proprio compleanno. Depois toda a igreja vai festejar o seu aniversário. Finito il culto, finita la benedizione apostolica, Acabou o culto, a bênção apostólica. chiedo a tutti quanti voi, Eu peço a todos vocês, prima che qualcuno magari so che deve andare via, che magari è tardi, ma chiedo a tutti voi eu sei que está tarde, alguém tem que ir embora, mas eu peço para todos vocês di venire qua davanti de vir aqui na frente, per fare una bella foto tutti insieme per ricordare e segnare questo giorno. fazer uma foto bonita para marcar e lembrar esse dia. Dopo di questo Depois disso, avremo qualcosa da mangiare qua tutti insieme teremos algo para comer todos juntos per festeggiare questa data. para celebrar essa data. Vi chiedo per cortesia E eu peço, por favor, di lasciare l'onore ai nostri para ospiti deixar a honra para os nossos di convidados servirsi per primi. de se servirem por primeiros. Come hanno anche detto loro, sono molto stanchi. Eles já disseram, eles estão muito cansados. So che ieri pomeriggio il pastor Moisés era a Lisbona. Sei que ontem à noite o pastor Moisés estava em Lisboa, Pomeriggio, un po' tardi. tarde. Ma nello stesso pomeriggio è andato a Cascais Mas na mesma tarde ele foi para Cascais. e nello stesso pomeriggio è tornato a Lisbona. E na mesma tarde ele voltou para Lisboa. Questa mattina, come detto, alle 3 era in piedi. De manhã, às 3 da manhã ele estava de pé. È andato a Barcellona, se non sbaglio. Foi para Barcelona, Da Barcellona a Venezia, para Barcelona, dove c'è Veneza, stata tutta quella confusione con i treni. onde teve aquela confusão com os trens. Tutto questo per essere qua con noi questa sera. Tudo isso para estar aqui conosco essa noite. Quindi come loro ci hanno onorato della loro Então, presenza, como eles nos honraram com a sua presença, ricambiamo questo onore lasciandoli servirsi per prima questa sera il nostro nós damos compleanno. essa honra de se servir por primeiro na comida. Amen. Tutto chiaro? Tudo claro? Chiamiamo i nostri compleannanti della settimana. Vamos chamar os nossos aniversariantes da semana. Vieni Anderson, il mixer non si spegnerà da solo. Qua. Qua Anderson, poi chi c'è? C'è un po' di gente che compie gli anni questa settimana.
la Nicole, c'era qualcun altro ancora? Basta. Almir c'è, Almir. Basta, tutti qua? C'è qualcun altro? Ageula? Amen. Allora stendiamo le nostre mani verso di loro perché possiamo benedire questo nuovo anno che Dio ha messo davanti alle loro vite. Signore Gesù, vogliamo ringraziarti, Signore, per questo nuovo anno che tu hai messo davanti a Nawan, a Nicole, a Anderson, a Almir, Signore, un nuovo anno che ti chiediamo possa essere pieno di benedizioni, pieno della tua gioia, della tua allegria, pace, salute, Signore, benedizioni nella loro casa, che il tuo Spirito soprattutto possa accompagnarli in ogni giorno di questo nuovo anno. Questo noi ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo un tanti auguri anche a tutta la Chiesa per questo 19° compleanno. Vai! La banda, vai banda. Tutti che saltano, mi raccomando. Che Dio possa benedire questo nuovo anno di questa Chiesa, che possa benedire le case di ognuno di noi, che possa portare il suo amore, la sua unione, la sua gioia, l'allegria che viene dal Signore in ognuna delle nostre case, e che l'amore di Dio Padre, che la grazia del nostro Signore Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen. Tutti qua per la foto.